Ciao a tutti, sono Sebastiano e bentornati a Venezia. Oggi è mercoledì 3 marzo, sono le 16:30 e adesso faremo una lunga passeggiata attraverso tutto il sestiero di Santa Croce, con un piccolo excursus per mostrarvi anche un po' la movida di Venezia in campo Santa Margherita. Hi guys, I'm Sebastiano, welcome back in Venice. Today is Wednesday, March 3rd, and we are back in Venice for a beautiful live walk through the Santa Croce district and Santa Margherita, where the Movida of Venice is located. Starting from Piazzale Roma, now I will show you the beautiful Giardinetti di Papadopoli, are really nice and close to Piazzale Roma station. And now we start our beautiful video and our beautiful walk. Ciao Robert, buongiorno. Come state? Tutto a posto? Ecco, dopo aver attraversato il primo ponte, che anche da qui abbiamo veramente una vista, seppur siamo ancora in Piazzale Roma, siamo diciamo un po' ai confini del centro, abbiamo comunque una visuale splendida. Look at the view from the first bridge. And then, after the bridge, we can just see the beautiful Papadopoli garden. It's really, really, really nice, but give me just a few seconds and we can go inside. Today is not a beautiful day, it's a bit cloudy, but it's warm, so it seems spring. And this is how I want to show you the beautiful gardens. Oggi, come dicevo, non è una giornata meravigliosa, c'è il sole, ma c'è qualche nuvola, però comunque la temperatura siamo intorno ai 10 gradi, per cui quasi primaverile, e ci tenevo ad entrare nei giardinetti per mostrarveli perché sta fiorendo un po' tutte le aiuole, per cui è veramente carino. Ciao Basil, ciao Adriano e benvenuto Wim Bass, grazie per esserti iscritto. Here, these steps. There is also a fountain, but it's unfortunately closed. Oh, what a pity, Basil. But remember, if you want to watch the video later, at the end of the live streaming, we upload all the videos, so you can watch it from your sofa when you prefer.
Yes, it's a really nice garden, and it's only a few steps from Piazzale Roma. But look how beautiful it is. Santa Croce has a beautiful calle and really thin streets. So if you see that the connection is not so good, please take a few seconds and everything will come back okay. So now we're going to exit, and now we are on the beautiful Canal Grande. Look at the new Costituzione Bridge, or also Calatrava Bridge is the latest, built on the Grand Canal. And now we go on through these beautiful fondamenta on the Grand Canal. Il sistema di Santa Croce, scusatemi, è davvero caratteristico e soprattutto è colmo di calli strette, sottoportici e passaggi un po' più piccolini, un po' più stretti, per cui ci sarà magari qualche momento in cui la connessione può cadere, ma vi chiediamo di rimanere online e di continuare a seguirci, perché ovviamente poi qualche passo in più e tornerà tutto come prima. Benvenuto Rodrigo, grazie per esserti iscritto. Thank you for your subscription. Where are you from, Rodrigo? Look at the view from this bridge. You can also see that it's a bit cloudy. Now we go down and we go on. There are quite people today. Yeah, only 5 people on this fundamenta, so it's really nice to have a walk today. Also because with the 10 degrees Celsius, of course, it's a really nice day. And now we are on the opposite side of Canal Grande, in front of the Santa Lucia train station. A lot of you, I think, know it very well, because a lot of people come to Venice with train. Ed eccoci qui sulla parte opposta della stazione di treni di Santa Lucia, su questa fondamenta molto larga e molto lunga, che dà un po' una visuale diversa rispetto alla solita, perché ovviamente è meno frequentata.
però offre degli scorci davvero belli. And when you arrive at Santa Lucia train station, the first thing you see at the exit is the San Simeon Grand Church. That is this one. Look how big it is from the side. Guardate che bella la chiesa di San Simeon Grande vista più da vicino. Come dicevo, chi arriva in treno è la prima cosa che vede appena esce, all'uscita è proprio posizionata di fronte. Si vede questa imponente scalinata con tutte le colonne, ma guardate, siamo giusto di fronte alla stazione dei treni. Look how big it is. Also with some clouds, you see a really nice sky. And this is Scalzi Bridge, the second bridge on the Grand Canal that you find walking from Piazzale Roma to the center. Ecco il ponte degli Scalzi, che è proprio il secondo ponte sul Canal Grande che incontrate quando iniziate la passeggiata da Piazzale Roma. And now the fundamenta is closed, and there are some canals. We needed to walk inside, so we turn right and we go on. Yes, Robert, it is Scalzi Bridge, one of the 4 bridges crossing the Grand Canal. Now maybe we could have some connection issues, so wait just a few seconds. So we have a new member. Thank you, Brian.
Look how nice this graffiti with the girl. Really cool. Here we find another smaller church. This is San Simeone Profeta. And a really particularity of this church is that the tower bell is on the other side of the street. But really nice. Okay, we are back live. I walked through these thin calles, but I want to show you the beauty. When you exit, you are again on the Grand Canal with another beautiful view. And, sì, Robert, è davvero stranissimo vedere le calli così vuote, però ovviamente donano una vista veramente magnifica. Ho cercato di percorrere un paio di calli molto strette velocemente, ma ci tenevo a mostrarvi questo scorcio del Canal Grande da Riva de Biasio. E proseguire quindi la nostra passeggiata attraverso Santa Croce e soprattutto costeggiando il Canal Grande. Guardate la calma in questi giorni del Canal Grande. Guardate che meraviglia. Look how calm is the water today in Canal Grande. And look at the beautiful palace in front of us. And the big church in front of us hosts the Santa Lucia body. It's a really, really nice church. If you want to see from the other side, in the last live streaming, we walk just in front of it, and it's really, really big. It's beautiful. It's a really massive church. Ciao Renato, ciao a tutti ragazzi. Grazie per la compagnia che mi fate in queste lunghe passeggiate a Venezia. And from here, you can also see the Guglia Bridge just in front of us. Here it is.
And of course, that is Rio de Canaleggio. Now we go on. Adesso continuiamo dopo aver visto questo scorcio molto particolare del Ponte delle Guglia, addirittura dall'altra parte del Canal Grande. Adesso ritorniamo perché come vedete qui la fondamenta finisce e siamo costretti a ritornare per le calli interne. What a beautiful day to have a walk in Venice. Thank you, Derek, for your donation. Thank you a lot, grazie. Look at this house. It's so big windows. And look how strange Venice with nobody around. See, Adriano, it's really, really quiet. It's a bit strange to see an empty Venice with nobody around, nobody walking through the calles. It's a really strange moment for us. We usually see hundreds and hundreds and thousands of people walking through these streets, and it's really, really strange. Oh, welcome Inna. Thank you for subscribing at our channel. Look how nice this trattoria with this old tree. Unfortunately, it's not blowing, but look how cool. It's really low. It's really nice. Thank you, Inna. We are waiting for you here in Venice. I want to show you this really thin calle. Look how thin. It's really for one person. You can't walk through this calle
two people. Ciao Basil, buon lavoro e vieni a vederlo più tardi, perché veramente Santa Croce merita. Buon lavoro quindi, alla prossima. Look how nice this Campiello. Really, really beautiful. Also from the bridge. Yes, now we're waiting for you from Russia when you want. Venice is really happy to welcome you. And now you are in San Giacomo d'Alorio. It's a beautiful campo, and as you can see, there are a lot of children playing here after the school, and it's a really, there's also a palm tree. It looks a bit incredible, a sort of beach campo. Ciao, chocolate. Everything good in Las Vegas? Ciao Nina. Yes, Rico. It's really, really nice. Ciao Rosalina. Ciao Messico. Look at this glimpse. Guardate che bello questa scorcia di questo canale così stretto e piccolino, calmo. Ciao Sebastiano, è un piacere di vederti qui e tutti i nostri live, per cui mi fa davvero piacere leggerti anche oggi.
Now we cross this bridge. We have here Osteria alla Zucca, so really nice restaurant, really good. Everything is made with pumpkins, so it's particular but really good. Ciao Mary, grazie, veramente sì, bella. So now we walk through this long calle because at the end you see you have a beautiful view. Yes, we can't wait to welcome you, Orson. Ciao Ford, ciao Florida. Look how long is this calle. Ciao Sergio, ciao Maria. Wow, we welcome Polly. Thank you for subscribing at our channel. Ciao Bill, how is in New York? And now, as you can see, we are back in on the Grand Canal, and we are just in front of the Venetian Casino. So look at the view. Fourth, today we are walking in Santa Croce district. Wow, Trudy, you're really lucky. Here is not so sunny. We have a bit of cloud, but it's around 10 degrees Celsius. Look how short is this Fondamenta. But from here you have a beautiful view on the Grand Canal and the Venetian Casino. Yes, it's really empty in this day, Ford. Dai Ciano, non vediamo l'ora di ripartire tutti quanti perché ci serve questa ripartenza ai nostri amati turisti.
Ciao Fritz, ciao Ela, wow, dalla Polonia. It is so cool that people around the world can watch this work in Venice. It's really, really cool. For sure, Evelina, we will welcome you again as soon as possible. And now we walk again through this long calle, but look at this particular. Really fascinating. Ciao Genki Sensei, welcome. I want to thank you, all of you that follow us through this beautiful adventure, walking in Venice and showing the beautiful parts of this city. And I want to thank you all for your donation, for your subscription, and please share the video with your friends, with your family, so we can grow every day with you, and we can also show you more part of this city that every calle shows something really nice. Look also here. Look, also this red marble. It's really around all the corners you have a surprise here in Santa Croce. Also the little calles can show you something really particular. Davvero Santa Croce ha degli scorci meravigliosi. Anche una calle come questa che sembra anonima ha questi cancelli, questi stemmi e soprattutto si conclude con una visuale così pazzesca come il Casino e il Canal Grande, per cui davvero tutto da scoprire. Ciao team! Sì, ma dopo, ovviamente avevo finito alle 5 dopo la mole di questo paziente mi ha fermato perché è terrorizzato da questo virus, da questa variante, ho messo questa cosa e ho detto guarda, così devo andare, devo scappare. Now we go on. Now we are in Calle, so if you see some connection issues, please follow us for a few seconds and everything will come back live. Look at these shops. Sartoria dei Dogi.
now we walk here on the right, we turn right, and we go. Thank you for your donation. Thank you a lot, guys. Grazie per chi può supportarci. Ciao Kalani, welcome to I Love Your Venice channel. Va bene, Ciano, dopo ci andiamo in fondamenta Minota. Resta collegato fino alla fine e vedrai che tra poco ci passeremo. Ciao Elda, se vuoi passare a trovarci e vuoi salutare tutte le persone che ci seguono, connetti, cioè, siamo a Santa Croce, per cui se vuoi raggiungerci, vi salutiamo tutti quanti insieme. Look how beautiful is this glimpse. Grazie a te, Inna, per seguirci. Adesso siamo giusti tra Santa Croce e San Polo. Adesso facciamo pochi metri per San Polo e ritorniamo subito a Santa Croce, ma era solo per non ripercorrere la stessa strada. E facciamo quindi 50 metri fuori dal nostro percorso. Perché volevo proprio mostrarvi la bellezza di questo posto, del Ponte Storto, che abbiamo appena visto dall'alto, e questo campanile senza la punta. E come vedete il campanile abitato, dalle tende e soprattutto dalle piante e la luce accesa. Veramente una meraviglia. E attraversando questo ponte ritorniamo a Santa Croce, perché avevo fatto proprio 20 metri, ma che meritavano per questo scorcio, davvero, davvero bello. Yes, Manu is Ponte Storto. It's really famous because it's really thin and it's storto.
Gianaina no, in questi giorni anzi abbiamo il problema opposto, nel senso che sono giorni di bassissima marea, che alcuni canali addirittura non sono percorribili e soprattutto poi con il Mose diciamo che il problema dell'acqua alta ormai è marginale. Look at this beautiful bakery. All these people having a squid and a cicchetto. And now we are back in Campo San Giacomo d'Alorio. Look how many children playing football, playing together after a day of school. Sì, ovviamente le protezioni ci sono ancora, perché il Mose non verrà attivato sempre, ma solo oltre una certa marea, per cui nelle zone più basse ovviamente ci sarà ancora bisogno delle protezioni. Ciao Elda, grazie per averci seguiti e ci vediamo alla prossima. Thank you, Monster Kex, for watching us. Thank you, Ray Garcia. We appreciate it. Leaving that campo, how calm is this part, this area. Yes, Blue Rose, after 6 p.m., all the restaurants and coffee bar must to close. You can only buy at the restaurant and eat at your home. Thank you, Stephanie. I really appreciate it.
Now we turn left and look at another palm tree in Venice. Really particular to have these trees in Venice. It seems a bit Miami style. Now we walk through this calle and we arrive at another canal that we need to cross. So we find on the right a bridge, and here there is. Thank you, Robert. Grazie per la donazione, Robert. Now we are crossing the bridge. Salario i mai più. E questo sta un po' stato. I needed to run through this street. And now I hope the connection is fine. And I would like to to thank the people who write from Japan, but I can't read the name. Thank you a lot, and ciao from Venice. Thank you, Lupi, for your donation. Grazie, grazie mille da Venezia. We are waiting for you soon. Now we go on walking through this long and large calle, and then we are going to reach Fondamenta Minotto, that someone was asking to walk through that Fondamenta. So just a few minutes and we go there.
this is sorry, you have University of Venice, is the architecture University of Venice, but you can see on the right. But we go on, and now we are going to walk through Fondamenta Minotto. Okay, we are back live. Sorry guys, but the last color was really thin and we have some connection issues, but we are back live. E come chiedevi, Ciano, adesso raggiungiamo Fondamenta Minotto, così ti mostro una delle tue fondamenta preferite a Venezia. Yes, see you, I'm back. And look at the Chiesa dei Tolentini, look, it looks to be in Greece. Yes, there are the boats, Libby, but in this day we have a really low tide. As you can see, the tide is really, really low. The opposite problem of the high tide. Ah, ok, ho trovato il sole, quindi adesso te lo, te lo posso mostrare. Yes, Paul, who study here at the university, I really, really like it. Ed eccoci, Ciano. Guardate la bellezza di questo fondamento, di questo canale. Sì, è proprio di un colore verde l'acqua in questi giorni perché essendo poco moto ondoso è un po' più ferma e si sta davvero popolando di numerosi pesci. And look who is screaming now.
Yes, Robert, I suggest you because it's a beautiful area. It's calm, but it's full of restaurants, ticketing. You can drink a really good spritz. Ed ecco c'hanno il tuo hotel al sole. Guardate questo scorcio, davvero meraviglioso. Può essere che i nostri ragazzi sono molto più... Adesso proseguiamo e ci dirigiamo verso Campo Santa Margherita, che non è Santa Croce, bensì a le sestiere di Dorso Duro, ma che merita comunque una passeggiata a quest'ora, perché è piena di baccari, per cui è un po' il luogo del ritrovo di Venezia per i giovani, soprattutto universitari, per cui facciamo una passeggiata anche lì. And a few steps, and we leave Santa Croce district, and we get in Dorso Duro district. Now we need to cross two bridges, per cui attraversiamo questi due ponti. Come vedete qui appunto c'è scritto che inizia a Sestiere di Santa Croce, ovviamente in veneziano. E adesso siamo appunto nel Sestiere di Dorso Duro, per cui a Venezia spesso sono i canali a delimitare un sestiere e l'altro. Vedete che questa è la chiesa di San Pantalone, dove ovviamente c'è anche il campo, ed è il sestiere di Dorso Duro. Guardate che alta questa chiesa, è davvero grande.
And now, with another bridge, we arrive at Santa Margherita, a really, really large campo, and it's spring time. In Venice, it's 5 and 41 p.m. So we can watch all the people who are joined the spring for the last 20 minutes, because at 6 p.m. all the bakeries need must to close. Ciao Jaco, ciao Messico. And look how many people enjoying the Cicchetti and the spring. Thank you, Howie Johnson. Grazie mille per averci guardati e seguiti. Ti è piaciuto anche il video di oggi? Now we have a walk through all the Campo Santa Margherita. It's really populated. Yes, Rudy. Me too. Thank you too, Robbie. And here in the morning you can also find a cool sushi shop where you see all the water on the floor. And here, of course, there's a bakery, coffee bar, and people enjoying the free time and the ticket time. Look how nice is the terrace. Really good jam, good taste. Here we have more children playing after after school.
Look at how beautiful is this terrace on the yellow house overlooking at Campo Santa Margherita. Super cool. Ciao Michele, tutto bene, grazie. È stata una lunga passeggiata attraverso, percorrendo tutte le calli più carine del castello di Santa Croce e venendo fino a Campo Santa Margherita per vedere la bellezza di tutti i baccali aperti e di tutte queste persone che si stanno godendo l'aperitivo, quindi spritz e cicchetto. No, non è brutto tempo, ci sono delle nuvole, ma comunque il sole è scaldato e sembrava anche oggi quasi primavera. Yes, Trudy is really a slow life. In Venice, everything is slow, but it's beautiful. And now we leave this beautiful campo and we go on walking until Piazzale Roma, where we start the live today. Ho sentito a Inghilterra che vaccinano tutti entro maggio, però loro cosa fanno? Ho guardato la trasmissione, dicevano che loro vaccinano il corona. Cosa hanno fatto? Non avevano comunicato una dose, hanno fatto una per fare Now we are across this little bridge and we walk under the Ca' Foscari Library here in front of us. It's really big building of the Ca' Foscari Library. So everyone who study at the university knows this place. And look how many students are just studying inside. We go on, we keep walking. Yeah, this wall is famous for the graffiti because it's the university wall.
So this area is full of graffiti. And look at this particular house. That from here we have a beautiful facade, just like the building on Grand Canal. But if you watch it from the other side, it looks like a normal house. It looks just the two buildings, but it's the same. È la prospect marker in a jacket. It's the fear waiting for me. Look at this iron bridge. You are crossing it. And of course, here is Santa Croce again. So we have walked only through the Campo Santa Margherita to the Dorsoduro district, and we are back soon in Santa Croce district. Ciao Ania, benvenuta. Abbiamo lasciato la zona di Campo Santa Margherita, siamo tornati ovviamente in Campo Santa Croce, scusate, in Sestiere di Santa Croce. Questa è una fondamenta molto famosa per gli studenti di Ca' Foscari e dello UAV. Ma guardate i colori magici di questa sera, anche se una serata nuvolosa con poco sole purtroppo, ma i colori delle case che si riflettono sull'acqua sono veramente magici. Ciao Basil, welcome back. Yes, you miss a lot, but when we finish, we upload all the video, the entire video, so you can watch it again. We keep walking. Per arrivare già Santa?
Look how many bridges in this fondamenta. Guardate quanti ponti in questa fondamenta. Così corta, non è lunghissima, ma ci sono già 4 ponti. There is someone who is going to graduate inside. So, congratulations. So if you want to see San Barnaba, join the channel and write us a message, and we can of course plan a new live walking. Now I show you Basil. I show you the Nizio Letto. This is where I've written the name of the street and the fondamenta. It's Fondamenta de Ca Bernardo. It's really close to Piazzale Roma. As you can see, the cars in front of us. Prego Basil. Now we are back in Piazzale Roma area, and I want to show you a nice thing. We are going to end this live walking under the Costituzione Bridge. It's really nice, and you can also overlook at the Grand Canal. Here is just the point where we start today's live walking, and just on the other side of the canal you can see the gardens of Papadopoli, where we walk through at the beginning of the video.
We are following this fondamenta again, turning left at the end. E qui continuiamo questa passeggiata ancora qualche metro. Alla fine della fondamenta giriamo appunto a sinistra, così vediamo il ponte di Calatrava, il ponte della Costituzione. Guardate che bei colori, nonostante sia una serata purtroppo abbastanza nuvolosa. E eccoci qui. Questo è appunto il ponte della Costituzione, l'ultimo costruito sul Canal Grande. Grazie mille a te, Laura, per averci fatto compagnia in questa lunga camminata. Look, how long is this bridge? Guardate la lunghezza di questo ponte visto da sotto. È veramente ampio. Ed è un po' una scommessa architettonica. Ma guardate, è impressionante così lungo. And now we end just on the top of the Costituzione Bridge. More steps, and I show you a beautiful view from the top. Però raga, cioè, ce la facciamo un paio di volte. And here we are on the top. Look how beautiful the view from here. You can see also the sculpted bridge just over there, and it's really really nice. And also you can see the Papadopoli Gardens from the top. Ciao Renato, benvenuto, un nuovo membro tra noi, grazie dell'iscrizione. Ciao Nicole, bentornata. And here is the view from the other side. Questa qui invece è la vista dal lato opposto. Yes, Jason, we must to wear, unfortunately, the mask. Ciao Andrea, ciao Brasile, ciao Bill, thank you a lot. But I prefer to show you the other side.
it's more beautiful. So I want to thank you again, all of you that watch our live streaming, subscribe and like the video and share with friends and family because they can help us to grow and plan more live sessions. And I want to invite you to visit our I Love You channel, I Love You Venice channel, because you will find a lot of live streaming camera 24 hours a day with the beautiful glimpses on Rialto Bridge, on San Marco Square. You find something on the Gran Canal. I want to thank you all, and we are waiting for you in Venice. And it's a pleasure to work for you. I really appreciate all your comments, and see you soon, guys. See you the next time. Grazie a tutti ragazzi per averci seguiti, per aver passeggiato con noi per Santa Croce e Santa Margherita. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono iscritti quest'oggi durante questo live, che hanno cliccato il bottone Join the Channel. Grazie mille. Vi ringrazio già in anticipo perché sono sicuro che condividerete con gli amici e con le famiglie questo video e ci aiuterete quindi a crescere ancora YouTube in modo che possiamo programmare altre sessioni live, altri nuovi live walking da condividere insieme. E vi ringrazio molto, ci vediamo quindi alla prossima. Grazie mille a tutti quanti. Grazie mille a te, Nicole.